Ripeterò il solito appello a mia A questo punto non si esclude l'intervento dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, come fece 2 mesi fa a conclusione dei festeggiamenti di San Calogero ad Agrigento, quando davanti alle scene di risse e di violenza all'uscita del simulacro del Santo Nero, il presule ebbe parole di fuoco contro tutti e probabilmente così farà su quanto avvenuto nel corso della processione di sabato scorso di San Calogero a Porto Empedocle, quando ad un certo punto sulla vara è salita l'attrice Clizia Incorvaia, che con una maschera di Barbie è stata portata in processione, un fatto che ha scatenato la dura reazione dei parroci empedoclini, ai quali non sono piaciuti la pubblicazione di alcune foto e un breve filmato che ritraggono la ragazza nell'atto di abbracciare la statua del santo ed essere portata per un breve tragitto sulla vara assieme alla statua in processione. La festa di San Calogero non è folklore, ma espressione di religiosità popolare, sottolineano i parroci, che non escludono decisioni e provvedimenti drastici che riguardano i futuri festeggiamenti in onore di San Calogero. Sono credente cattolica da sempre, è la replica di Clizia in Corvaia. Non trovo nessuna volgarità nel documentare la festa del mio santo protettore e a dargli un respiro internazionale attraverso il mio blog di moda, ossia far conoscere a tutta l'Italia e a tutto il mondo la festa incredibile di questo santo che cura i lebbrosi e la gente. E noi abbiamo mantenuto viva negli anni questa splendida figura di San Calogero. La volgarità spesso sta negli occhi di chi guarda e di chi ha la coda di paglia, prosegue. La festa è da preservare e non da ostacolare. Questo era il mio obiettivo. Se non è arrivata a tutti, mi spiace. Anche se già sui social network ho avuto un buon riscontro di gente che non conosceva la festa di San Calogero e mi ringrazia per avergli regalato questi scatti, conclude la Incorvaia.